Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. Nel 2025 aumentate di quasi il 30% le missioni di salvataggio con elicottero, risultate 223 rispetto alle 148 del 2024. È uno dei principali dati che emergono dal censimento annuale delle missioni. L'anno scorso è proseguita la leggera crescita degli interventi in linea con il 2024. Sono stati complessivamente 433, 9 in più rispetto al 2024 e quasi il doppio rispetto al 2014. Le persone recuperate prive di vita in regione sono state 26, in aumento rispetto alle 20 vittime del 2024. L'escursionismo si conferma la principale causa di soccorso, sfiorando il 50%, mentre le attività più tecniche, considerando anche il minor numero di praticanti, sono minoritarie. Oltre il 90% dei soccorsi riguarda non socicai. Inesperienza e scarsa preparazione incidono per il 36,3% delle chiamate, tra disorientamento, incapacità e ritardi. Quasi il 30% delle cause è invece riconducibile a una scivolata o una caduta. In aumento gli interventi per alpinisti, biker e praticanti di volo libero, in calo quelli relativi alle attività di raccoltafunghi e torrentismo. In flessione anche gli incidenti sul lavoro. In quasi il 50% delle missioni nel 2025 sono state tratte in salvo persone illese.